invece adesso andiamo based in Canada. Ciao Daniela. Ciao, buongiorno. Ciao. Daniela Nardi, allora è una mia amica carissima che conosco, io dico sempre a lei, la conosco dai tempi di MySpace. Mamma mia, è vero, cazzarola. Allora, ciao Daniela. Si impegna con i social. Esatto. Allora, dunque, Daniela Nardi, dunque, come potete vedere e sentire dal suo nome, le sue radici sono ben precise e sì. Da quanto ho capito poi Daniela ci tiene particolarmente alle sue radici. Allora, Daniela mi ha chiesto, chissà se sono pronta con l'italiano, ma mi butto. Quindi allora, Daniela, innanzitutto, ciao. Ci spieghi, tu oltre ad essere una grande artista, musicista, ma tu sei anche promoter, direttrice di festival, Espresso Manifesto. Ci parli un po', tanto per cominciare, di che cosa fai in Canada? Sì, certo. Allora, sì, sono musicista da piccola e adesso in questi 6 anni sono più un direttrice artistico di un centro culturale qui a Toronto che si chiama 918 Bathurst. È proprio l'indirizzo del parco. E anche sto creando adesso un festival della musica italiana e spero di creare questo bridge tra Canada e Italia. Se ci fanno partire, sì. Esatto. Guarda, veniamo più che volentieri. Lo so. No. Questo tempo è veramente molto strano, molto difficile e non lo so, speriamo nel 2021 possiamo fare questo festival, però per dire queste sono le cose che sto facendo adesso. Ma senti, Daniela, faccio una domanda io che tanto poi frego Marco in contropiede. Bene. Sì. No. Visto che la situazione è quella che è, la stiamo vivendo in maniera quasi con molta ansia, per dire che facciamo finta che non c'è, ma c'è. Come la stai vivendo questo lockdown e che cosa ha causato lì da te in Canada e a Toronto nella special modo? Sì, allora dal 16 marzo siamo in lockdown, completamente in lockdown. I negozi, i palchi, i clubs, bars, tutti sono chiusi. Adesso però noi non abbiamo i numeri come gli Stati Uniti o anche come Italia. Fortunatamente il nostro governo erano veloci in creare un modo di prevention e non abbiamo lo stesso numeri, però loro sono molto cautious, non so come si dice cautious, però molto prendono il tempo perché non vogliono fare crescere i numeri. E per questo siamo ancora nella fase 1, non siamo in fase 2. Allora, la settimana che viene aprono i negozi, i palchi ancora sono chiusi, non ci sono i festival questa settimana, quest'estate, e anche forse nell'autunno non abbiamo i festival. Allora non ci sono concerti, non c'è il cinema, solamente forse in agosto concerti aperti. All'aperto. Però non abbiamo niente adesso, molto lento, stiamo andando molto lento, molto graduale, sì. Ma anche qui a Milano stanno riaprendo ora ad agosto, anzi da oggi riparte con la festa della musica, i concerti al Castello Sforzesco, ma molto distanziati, solo all'aperto ovviamente. Sì. Senti Daniela, una domanda che ho fatto a tutti gli altri ospiti. Che cosa ha fatto il governo canadese come sostegno ai musicisti e in generale a tutto il settore artistico? Ok, allora prima non hanno fatto nulla perché non hanno pensato, non hanno capito cosa era veramente questo crisi l'effetto sul settore culturale.
Allora hanno creato si chiama Canadian Emergency Relief Bonus Relief Fund, e per le persone che hanno perso il lavoro da Covid possono avere questi sostegni, questi funds, però non solamente, non specificamente per gli artisti o per i musicisti, solamente in genere. Per tutti. Per tutti. Però ha creato un problema, perché i musicisti, come noi sappiamo, il nostro lavoro è up and down, non è continuo, è intermittente. Allora, esatto. Non si può dire questo mese io ho guadagnato $2,000 o ho guadagnato. Hanno dovuto ripensare come si possono includere tutti. Includere tutti. Allora, devo dire, il governo sta ascoltando, vogliono fare la cosa giusta per il settore. Abbiamo un'association che si chiama Canadian Live Music Association, e loro stanno parlando con il governo per farlo capire cosa noi abbiamo, il bisogno che noi ha bisogno di, sì. E questo qui vale per i musicisti, ma immagino anche per gli attori, sì, per gli artisti in generale. Esatto, per l'ambito. Però il governo ha creato un altro fund che non è solamente per il settore musicale, però per il settore culturale in genere, che forse noi musicisti possiamo accedere, sì. E ancora non hanno detto cos'è la criteria, però forse abbiamo qualcosa che noi possiamo. In Canada esiste un registro professionale degli artisti o dei musicisti? No, abbiamo il nostro SIA, SOCAN, il nostro Performing Rights Organization, come il tuo... Sindacato? No, per i diritti. La società di gestione collettiva, esatto. La SIAE, tipo la SIAE. Abbiamo questo, abbiamo i union, Musicians Union, abbiamo Canadian Live Music Association, però solamente queste organizzazioni, sì. E un'altra domanda, visto che noi italiani pensiamo sempre che il famoso nero, i musicisti pagati in nero solo in Italia, in Canada, a noi ce lo puoi dire, tanto non ci sente nessuno. anche in Canada esiste questo modo? O che vuol dire a nero? Vuol dire senza fattura, without receipt. Sì, certo, come no? Allora, sì, certo. Sì. No, perché questo causa poi tanti problemi che uno non sapeva, cioè che adesso, quindi è questo che volevo sapere, cioè capire se è un cattivo uso nostro italiano, ma invece vedo che è ovunque. Quindi, ovunque, sì. Quindi ovunque. Senti, allora, ci stai parlando del tuo festival? Sì. Anzi del tuo, come posso dire, spazio artistico, no? Che in questo momento immagino sia chiuso. È chiuso. E pensi che cambierà qualche cosa alla riapertura, quando riaprirà? Adesso ancora non sappiamo quante persone possiamo avere nello spazio. Adesso possiamo avere 10. Come possiamo fare qualcosa con 10 persone? No. Right? Allora stiamo pensando di un tipo di hybrid, di live streaming, online, e un piccolo audience per vedere il concerto live. Però per l'autunno dobbiamo pensare più di fare qualcosa online, perché non sappiamo se possiamo avere un audience nello spazio.
Ma online free o online a pagamento? Questa è la domanda. Questa è la domanda. Io, per dire la verità, dovrebbe essere pagato, perché non è giusto che l'audience prendano l'arte senza pensare cos'è il valore, se dico bene. Capisco che per adesso online, il live streaming era una buona temporary solution, una soluzione temporanea. Però per il long term non è così. Dobbiamo trovare un modo che gli artisti sono pagati, e anche la produzione. La produzione non è facile, dobbiamo pagare tutti, allora dovrebbe essere pagato. È giusto, condivido. Senti Daniela, sempre dalla tua visuale, cioè canadese, prima noi abbiamo parlato con gli altri ospiti, io ho chiesto, ti sembra che in questo momento, dopo il lockdown, anzi durante il lockdown, da parte dei musicisti, degli artisti, ci sia più consapevolezza e meno divisioni per quanto riguarda l'importanza della nostra professione, di come si possa salvarla, salvaguardarla? Pensi ci sia di più o è come prima? Voglio essere una domanda molto dura. Voglio avere speranza che questa situazione ha creato un tipo di awareness, che noi ci siamo svegliati e abbiamo visto che la cultura, l'arte, la musica sono le cose importantissime nella nostra vita. Durante questo tempo, cos'è la cosa che noi abbiamo fatto? Subito su online per connettere con gli amici, poi la musica, poi la cinema, tutto. Allora spero che noi abbiamo visto che la cultura è molto molto importante. Sono un po' cinica, un po' cinica, perché in Canada noi vediamo che il nostro governo sta creando questi funds, questi soldi, non lo so dove vengono, perché adesso c'è soldi per aiutare, però in un anno, in 2 anni, cosa fanno dopo? Dovrebbero fare un tipo di taglio. Sì. E improvvisamente non ci sono più questi soldi. E dove tagliano? E dove? Sempre a noi. Sempre a noi. Sempre a noi. Non voglio pensare così, però penso che sia la realtà. E io spero che tu ti sbagli, cara Daniela. Spero di sì. Allora, anche perché peraltro il governo canadese è un po' il faro del progressismo, quindi almeno così sembra da noi. Sì, no, è vero. Devo dire, loro veramente stanno ascoltando, stanno cercando modi di aiutare tutti. Devo dire, se ti piace Trudeau o no, si vede che loro stanno ascoltando. Ci stanno provando. E allora cerchiamo di sfruttare questo momento, lo dico sempre, lo dico agli artisti italiani, lo dico anche agli artisti canadesi, facciamo uno sforzo di sfruttare il momento, senza divisioni, se è possibile, una volta tanto. Daniela, io ti bacio, spero di rivederti in Italia poi, peraltro, presto. In Italia e Canada. Ok. Noi siamo pronti per il bridge, noi non c'è problema. Perfetto. Io sono già sul bridge proprio.
Perfetto. Ciao, Grazie, baci. Ciao. Baci, ciao, grazie. Ciao.